Va ora in onda la rassegna stampa. Sento profumo di Nobel. Sento profumo di Nobel, signori. Questa sera la bottiglia ce l'apriamo. Non si può aprire perché è un orologio a bottiglia, quello che vedete inquadrato. È da appendere in cucina, in taverna, con lo stemma di Radio Libertà. Chi ci sta guardando sui social, su Facebook, buongiorno. La pagina Facebook di Lega Salvini Premier, buongiorno. La pagina Facebook di Radio Libertà, il canale YouTube di Radio Libertà, ma soprattutto la Radio DAB, la Digital Radio. Siamo in tutta Italia, nelle vostre radioline, nelle vostre autoradio. Buon mattino da Sammy Varin. Buongiorno a Simone 1, Simone 2 o Simone 2, Simone 1, dipende se vuoi fare il conto alla rovescia, come vi pare a voi. I gadget di Radio Libertà vi aspettano in via Bellerio 41 a Milano per chi ci viene a trovare anche da lontano. Spesso arrivano artisti, anche semplici ascoltatori che vengono a visitare Milano e vengono a visitare anche la nostra radio. Non c'è problema, dalle 7 del mattino fino alle 8 di sera siamo aperti per voi. Buongiorno da Sammy Varin. Oggi sono più allegro del solito e la cosa potrebbe essere molto pericolosa, perché già questa è una rassegna stampa, sì, dovrebbe essere una rassegna stampa abbastanza schizofrenica. Cerchiamo di tenere alto il morale. Se poi Sammy Varin dice che è allegro, non va per niente bene, potrebbe accadere di tutto. No, assolutamente, però diciamo ci sono buone notizie e quando arriva la buona notizia per tutti è davvero un piacere. Allora, la rassegna stampa non andrà in onda perché tutto ciò che c'è scritto sui giornali praticamente non è valido, perché è successa qualcosa nella notte, in queste ultime ore del mattino, e pochissimi giornali hanno potuto fermare le macchine e ribattere la prima pagina. Che cosa è successo? Facciamolo vedere, Simone. L'annuncio di Trump. È stato raggiunto l'accordo di pace sulla prima fase del piano di pace per Gaza. L'accordo c'è. Te l'ho detto, sento profumo di Nobel. Ostaggi presto liberi. Israele ritirerà le truppe. La firma dell'accordo di pace prevista oggi alle 11, ora italiana, in Egitto. E vediamo delle foto bellissime della felicità, del giubilo dei palestinesi. Anche se chiaramente poi c'è Repubblica, c'è la Stampa che già hanno messo all'interno: noi però non lo vogliamo questo accordo, ma non c'era ancora stato, notizie degli ultimi giorni, e quindi speriamo veramente, soprattutto speriamo che venga rispettato da entrambe le parti. Il sito di Repubblica, vediamo l'apertura. Anche qua la felicità. Trump annuncia l'accordo per Gaza, festa tra i palestinesi. I punti dell'intesa: ostaggi liberi e ritiro quasi totale dell'IDF dalla striscia. E vedete insomma che vi porto le buone notizie, no, perché uno dice: chissà oggi la rassegna stampa di Sammy Varin, cosa non succederà, cosa è subito, sì, grazie, stanno arrivando decine di WhatsApp al 3406709 perché forse non lo sapete se siete nuovi, ma su questa radio i WhatsApp sono una cosa, cioè noi non viviamo senza i vostri WhatsApp, sono importantissimi. Potete già scrivere a quest'ora alle 7.35 o magari sono le 8 di sera se ci trovate in replica al 3406709 e mi raccontate i vostri pensieri su qualunque argomento e soprattutto su questo, insomma, che ci fa iniziare con un sospiro, sperando veramente che sia la volta buona e quindi la pace in Medio Oriente. Sì, sono subito arrivati WhatsApp e come minimo, Simone, facciamone sentire uno, c'è anche l'audio qua e sarà qualcuno che sicuramente mi fa i complimenti e che trasmette amore verso di me. Giù il cursore della base, sul cursore dell'audio del mio computer, sentiamo che cosa dice.
Suona la sveglia, mi chiama il destino, arriva puntuale il bisogno mattino. Saluto il trono con aria beata e la giornata è già cominciata. Io grazie, io ringrazio, io non ne sono degno. Questo è uno che mi fa un grande complimento, alla mia rassegna stampa. Non ho ben capito, ma era un complimento, Simone. Me lo fai risentire, perché non riesco a capire che cosa fa la mia rassegna stampa. Suona la sveglia, mi chiama il destino, arriva puntuale il bisogno mattino. Saluto il trono con aria beata e la giornata è già cominciata. È un po' criptico, questo è Davide Chiurazzi che ci è venuto a trovare ieri, è diventato un poeta, Chiurazzi poeta, pirata poeta, e mi ha rilasciato questa meditazione sul bisogno che intendeva il bisogno di ascoltare la rassegna stampa di Sammy Varin. Questo penso che non abbiamo dubbi, ma mi viene adesso qualche dubbio che si riferisse a qualcos'altro, però vabbè, lasciamo stare. Grazie Davide Chiurazzi, ti vogliamo bene, ci mancherebbe altro. Grazie per averci presentato il tuo libro. Subito un altro messaggio, sentiamo cosa dice questo. Signori, buongiorno. Che bella notizia, speriamo che finalmente questo gran bordello si metta a posto e finisca. Però mi viene un pensiero, mi sovviene. Questi 4 smandrappati, questa gentaglia, possiamo che definire lurida, che non fanno altro che creare disordine, rompere, spaccare, quale altra scusa troveranno? Perché avranno bisogno di qualcos'altro. E adesso andranno di nuovo in giro Palestina libera a rompere le balle come hanno fatto fino adesso, a sfasciare tutto? Oppure troveranno qualche altra scusa? Nessun problema, la troveranno, perché quella è gentaglia che finché non la tolgono via dai piedi le cose non cambieranno. Vi saluto, ciao. Grazie. In effetti trapela tra le notizie di quest'oggi e il ritorno di un'altra flotilla. Non so se lo sapete. Cioè, ieri addirittura su Rete 4 ci hanno fatto tutta la trasmissione su quest'altra flotilla, che sono arrivati gli israeliani che hanno bloccato pure questa flotilla, e basta. Ti giuro, io non pensavo che gli dessero tutta questa importanza, perché chiaramente appena hanno bloccato anche questa flotilla, tutti a manifestare di nuovo, eccetera. Io sono rimasto a bocca aperta. In questo caso, devo dire, mi aspettavo una minore attenzione, perché, ok, certo, il valore, lo ha detto il Presidente della Repubblica l'ultima volta, è importante, bisogna fermare la guerra, si è fermata la guerra. Quindi adesso basta flottiglie. Dall'altra parte, sui giornali di quest'oggi si emana anche un certo timore per tutte queste manifestazioni, perché sono piene, come li ha chiamati? Smandrappati. Ti vedo un po' smandrappato oggi. E come mai? Perché io sono smandrappatissimo, ragazzi, ti giuro. Io sono uno di quelli. Allora, negli anni '80 io venivo a lavorare in espadrillas. Non so se sapete cosa sono. Quelle scarpe fatte con le legnetti legati, eccetera, che poi appena prendi una pozzanghera ti si smolla tutta la scarpa e puzzano i piedi. Ma vabbè, lasciamo stare. Comunque, la paura è che in queste manifestazioni veramente ci siano gente non particolarmente brava, che manipola poi tutto il corteo. O che questi del corteo proprio non capiscano che cosa stanno facendo, perché è capitato più volte che tu passeggi dietro lo striscione, ma non leggi che cazzo c'è scritto sullo striscione, e che si inneggia molto spesso ad Hamas, ai terroristi, e tu vai avanti a camminare Palestina libera, Palestina libera, sì, certo, ma inneggi ad Hamas, che poi è quello che ha ammazzato migliaia di persone in giro per tutto il mondo, e insomma anche noi italiani, qualche testolina, se non era, si chiamava Hamas, aveva altri nomi, ma sempre da quella parte lì, ragazzi, siamo gli infedeli. Ieri ho mangiato la pizza, non ho mangiato il kebab, sappiatelo. Ridi. Oggi siamo contenti, te l'ho detto. Mi avete acceso in ritardo? Peggio per voi, non vi dico cosa è successo. Cicca. Sì, Trump ha annunciato che si è
trovato l'accordo di pace. Prima fase del piano di pace. Gli ostaggi liberi, si pensa entro lunedì, Israele ritirerà le truppe, i palestinesi festeggiano in piazza, la firma oggi alle 11. E io mi tuffo allora sui quotidiani di quest'oggi, su quelli appunto che hanno potuto tirare indietro le macchine e rititolare la prima pagina. Ad esempio, Repubblica. Vabbè, iniziamo da Repubblica. Su Gaza c'è l'accordo. Titolo virgolettato, perché è l'annuncio che ha fatto Trump nella notte. Siglata la prima fase del piano di pace, oggi la firma, previsto il rilascio degli ostaggi e il ritiro dell'IDF, il presidente USA andrà in Medio Oriente. L'annuncio di Trump è arrivato nella notte, Israele e Hamas hanno siglato in Egitto l'accordo preliminare su Gaza, oggi la firma. Ostaggi liberi, ritiro dell'IDF, il presidente USA volerà in Medio Oriente. Questo è il titolo principale di Repubblica, ma visto che ci siamo, ci rimaniamo, perché poi c'è il presidente della Repubblica Mattarella che stringe la mano a Paola Egonu, chissà come mai hanno beccato proprio il momento che era davanti all'Egonu, nel corso del ricevimento al Quirinale con le nazionali di volley, e poi il Colle che scrive alle Camere sul pasticcio dei due santi. Sta cosa, siamo maniaci tanto dei santi. Chi è che lo scrive? Il Corriere, mi pare, che effettivamente politica, santi, abbiamo una mania forte. No, è sempre Repubblica all'interno, e poi ci arriviamo. Siamo sulla prima pagina comunque, e ci sono anche le notizie di politica, perché di spalle si parla di regionali. Finalmente sappiamo chi saranno i candidati per i prossimi mesi, per i prossimi anni no, ma per i prossimi mesi alle elezioni regionali. Chiaro che siamo su Repubblica, ti ricordo, caro leghista, caro forzista, caro fratello all'ascolto, cioè siamo su Repubblica, quello che sto per leggere è scritto su Repubblica. Regionali, rivolta nella Lega per la Lombardia in quota Fratelli d'Italia. E uno dice, la Lombardia andrà a Fratelli d'Italia. Aspetta un momento. Il leader leghista Salvini cede la Lombardia. Siamo su Repubblica. La sua regione simbolo a Fratelli d'Italia, ma i suoi si ribellano. Primo fra tutti il segretario regionale Romeo, che ricordiamo è anche il capo della Lega Lombarda. Fratelli d'Italia così già sceglie un nome che non tarda a trapelare, il leader della Coldiretti Brandini, che noi comunque già conosciamo, è un bell'uomo, una brava persona, eccetera, eccetera. Però ribadisco e disco, siamo su Repubblica, questa è la notizia che si è capito, la Repubblica gode dicendo questa cosa. Aspetta un momento, siamo sempre su Repubblica, e su Repubblica si parla anche di velo, con Massimo Adinolfi che fa tutto un discorso, sarà la dieta, io non lo so cos'è il Gakeschi, comunque il velo, le libertà e la destra dei divieti. Sai perché? Perché Fratelli d'Italia ha ripreso la bella idea della Lega, molto bella, di vietare il velo. Già, e tra poco ve ne parlo, e a noi fa piacere, noi della Lega, intendo, chi vi parla è una tessera RIA della fine degli anni '80, penso poi, ero un piccolo terrorista, mamma mia, dirlo adesso fa quasi paura, ma ai tempi eri davvero additato come un tipo molto strano. Sì, Fratelli d'Italia ha ripreso una proposta della Lega e l'ha fatta sua, nel senso che adesso ce n'è più di una, per abolire il velo. Tra poco capiamo. Sempre su Repubblica, la terribile notizia da Sesto San Giovanni: non ce la faccio, pensionato si uccide durante lo sfratto. L'eco del boato in questa strada a fondo chiuso di palazzine da 8 piani, i residenti attempati, lo avvertono tutti, un botto forte mentre facevo le pulizie su in casa, racconta il signor Luciano. Poi sento un grido e mi affaccio, è la signora del condominio di fronte. Si è buttato, mi sporgo e lo vedo. È l'Eterio buon uomo, per tutti Lillo.
avete sentito sicuramente la notizia, era stato sfrattato e si è buttato giù mentre stava arrivando l'ufficiale giudiziario. La verità è che questo signore guadagnava troppo di pensione per accedere facilmente a un'altra situazione di casa, e soprattutto aveva questo grande problema che è il gioco d'azzardo, e quindi spendeva gran parte della sua pensione in queste cose, ma chiaramente sono dei disastri che non dovrebbero assolutamente accadere. E adesso certo c'è polemica. Sesto San Giovanni, dove c'è la Lega e il centrodestra, adesso dicono ecco, non si sono occupati di lui. Chiaro che se te ne occupi è come, cioè gli avevano dato altre possibilità, ma lui non aveva accettato e soprattutto continuava a giocare. Questa è la verità che trapela da alcune fonti. Stop alla seconda flotilla, a bordo anche 9 italiani. Tajani saranno assistiti, ragazzi. Robe gravi, a pagina 6 del quotidiano Repubblica, te l'ho detto, io sono rimasto a bocca aperta a sapere che ieri su Rete 4 l'intera puntata delle 8:30 è stata dedicata ancora anche a questa flotilla. Non ho parole, però il valore della flotilla assolutamente ci tossisco proprio, dispiace perché uno dice possibile, non ci sono altre problematiche. Hanno fatto vedere certo la nuova manifestazione sulla kefia, tutti qua. C'è mica una kefia, la metto su anch'io, perché poi comincia a essere di moda, oggigiorno se non c'hai una kefia, c'è davvero, ma sembri un pover'uomo, dice ma no, non c'è neanche la kefia. Intercettata a 120 miglia da Gaza, l'altra missione umanitaria con medici e giornalisti trasportava 1 tonnellata di farmaci. È Repubblica. Sono 145 gli equipaggi sulle 9 barche a vela impegnate. Ennesimo atto di pirateria. Lo Stato ebraico presto saranno espulsi e ne arriveranno altre di flottiglie, ve lo dico già. Adesso è stato firmato il piano di pace. Chi glielo dice? Magari, insomma, che so, si fanno fare un girettino per mare, così. Giro pagina, siamo su Repubblica, Cauzioni e vigilanza, la tenaglia del governo, tenaglia la chiama Repubblica, contro i cortei violenti. Come vi dicevo all'inizio, la verità è che sta spuntando molta violenza in questi cortei. Cioè c'è gente molto strana che non si riesce anche a etichettare, capito? All'interno gli piacerebbe instradarli tutti verso un partito, il PD, ma non è così semplice. Cauzioni e vigilanza, la tenaglia del governo contro i cortei violenti. Cosa si pensa di fare? Chiaramente io vi invito ad ascoltare Radio Libertà, perché noi facciamo un qui Parlamento quotidiano, mattina, pomeriggio, sera, ci colleghiamo col Parlamento e in questo caso il ministro dell'Interno Piantedosi al Question Time proprio ieri ha annunciato le nuove misure in arrivo, dicendo in 2 anni è aumentato tantissimo l'antisemitismo. Qui però vorrei anche, ho detto però con 2 R, mi sto trasformando, è l'effetto kefia, se ti metti la kefia sembri varinda dopo, toglimi la kefia, grazie. Dunque, cerchiamo un po' di ridere, non ridete, fate uno sforzo. Dicevo, la verità è le denunce con la contestazione anche dei nuovi reati istituiti dall'ultimo decreto sicurezza arriveranno a casa nei prossimi giorni a centinaia di manifestanti pro PAL, quelli che si riuscirà a identificare dall'analisi dei tanti video registrati dalle forze dell'ordine. Dopo gli scontri di martedì sera a Bologna e Torino ai cortei non autorizzati, Piantedosi annuncia in Parlamento i provvedimenti in arrivo. In questi contesti l'obiettivo prioritario è l'azione di contenimento, alla quale però fa sempre seguito un'approfondita attività di indagine delle Digos per denunciare all'autorità giudiziaria gli autori dei reati,
anche grazie all'ampio materiale videofotografico utile per identificare i soggetti coinvolti negli episodi di violenza. Denunce, ma non solo. Scrive Repubblica, 146 agenti feriti nelle manifestazioni degli ultimi giorni, più della metà dei 330 feriti in tutto l'anno, sono un numero davanti al quale il Viminale non intende rimanere a guardare. E così, rispondendo a 2 interrogazioni del centrodestra al question time alla Camera, Piantedosi fa sapere che il governo sta valutando una nuova stretta contro i cortei violenti, con l'adozione di nuove misure, compresa l'eventuale cauzione, quella che chiede la Lega, da richiedere agli organizzatori delle manifestazioni per garantire risarcimento dei danni nel caso di danneggiamenti, come proposto negli scorsi giorni da Matteo Salvini. Qua mi fermo, ma c'è un paginone anche su Repubblica che non può fare a meno di riconoscere che in questi cortei ci sono personaggi violenti e pericolosi, e soprattutto siete voi babascioni che camminate sotto lo striscione e non leggete che cosa c'è scritto. Molto spesso si inneggia al terrorismo e voi andate avanti a camminarci dietro e gridate Palestina libera. Meloni e Giorgetti fanno muro sul 3%, i paletti alla manovra. Si comincia a fare sul serio, ormai è questione di ore e sapremo con certezza che cosa c'è dentro nella manovra economica. Muro sul 3%, bisogna limitare gli incrementi di spesa di natura temporanea, aumentano il debito, hanno effetti transitori sulla domanda. Queste sono le meditazioni, naturalmente dal punto di vista generale, che mette Repubblica, cioè ti fa vedere i paletti. Poi arriva la proposta di Landini. Prima ancora di dire quello che sta facendo il governo, e c'è Landini che è più importante del governo su Repubblica, patrimoniale ai ricchi per scuola e salute, il rilancio di Landini. Siamo su Repubblica, ma guarda un po' a pagina 11. Valentina Conte propone, non lei ma Landini, una patrimoniale da 26 miliardi. È la proposta con cui Maurizio Landini si presenterà domani a Palazzo Chigi all'incontro tra governo e parti sociali sulla manovra, e che sarà anche la bandiera di una nuova manifestazione. Quando? Dai! Il 25 ottobre. Il titolo è Democrazia al lavoro. Chissà, tu dici possibile che non fanno niente su Gaza? Aspetta un momento. Qua mi fermo, ragazzi, non voglio rovinarvi la colazione, però sappiate, la patrimoniale, eccolo il diktat di Landini, vedremo se la Schlein segue effettivamente. Solo a pagina 13, e se comprate Repubblica saprete cosa sta facendo il governo su questo fronte. Le misure, aiuti ai neonati, torna il bonus casa al 50%, sì al contributo delle banche. Taglio IRPEF, l'asticella dei benefici si ferma ai redditi fino a 50.000 euro. Previdenza, aumento dell'età pensionabile, il blocco non sarà per tutti. Rottamazione, sanatoria per le tasse dal 2023, solo i grandi debiti in 108 rate. Arriva la quinta edizione della rottamazione delle cartelle fiscali, ma la nuova rateizzazione dei debiti con il fisco, senza il pagamento di interessi e sanzioni, sarà flessibile e selettiva. Il numero massimo delle rate, 108, sarà garantito solo a chi ha una o più cartelle con importi molto elevati. Al contrario, le piccole cartelle potranno essere saldate in un arco temporale più ristretto. In sintesi, il meccanismo sarà calibrato sui debiti, più alti sono, maggiore sarà il numero delle rate su cui il contribuente potrà spalmare i pagamenti. Si studia una rata minima da 50 euro con la possibilità di aumentarla a 100 per i debiti più esigui fino a 1.000 euro, una sorta di importo di garanzia per assicurare entrate certe e non esigue alle casse pubbliche. Gli altri paletti sono legati ai debiti da includere nella rottamazione, esclusa la possibilità di tirare dentro i carichi affidati agli agenti della riscossione fino al 31 dicembre 2023, l'ipotesi più accreditata è di fermarsi 6 mesi prima, al 30 giugno 2023, anche se non è escluso di retrocedere ancora fino al 31 dicembre 2022.
Su fronte famiglia, contributo statale ai genitori per un fondo previdenziale. Queste alcune delle novità in questa finanziaria messe nero su bianco su Repubblica, che fa parlare anche Gimbe, signori, e oltre a piagnucolare che gli hanno tagliato i soldini, il contributo a Gimbe, ci segnala però una grande verità, messa ieri in prima pagina sul Fatto Quotidiano: un italiano su 10 non ha i soldi per curarsi. La sanità ha perso 13 miliardi. E ci sono cose decisamente da fare. Ancora su Repubblica, e basta con Repubblica, va bene, adesso vado via. Scintilla in Toscana, tra Conte e Schlein, eventi separati per Gianni. Va mica bene, Cioè loro sono sicuri di vincere anche se li tremano un po' le gambe a Gianni in Toscana, e sai che si vota questa domenica, questo lunedì in Toscana, spargete la voce. Però non stanno mandando tanto d'amore d'accordo, dopo le infilate che hanno fatto nelle Marche e in Calabria. La segretaria Schlein, segretaria del PD, chiude oggi a Firenze con il candidato, e il candidato è Gianni, quello a cui tremano le gambe. Il leader 5 Stelle in regione domani. Cioè non sono insieme, no. È incerta la presenza del governatore. Vabbè, va bene, vanno d'amore d'accordo, certo. Dall'altra parte si va molto più d'accordo, a pagina 15 di Repubblica, a destra l'intesa in extremis su Stefani, Cirielli e Lo Buono. Buono Lo Buono. Alberto Stefani, Veneto. Edmondo Cirielli, Campania. Luigi Lo Buono, in Puglia. Sì, e questi sono i tre nomi. Chiaramente c'è il retroscena, sta reggendo Repubblica. Vuoi che non danno una bastonata alla Lega? Ma certo, è quotidiana la bastonata. State calmi. Non sto per dire niente. Io parlerò, ma usciranno solo delle onde sonore che colpiranno questo microfono, per cui entrerà nel processore, tutto qua, e uscirà dal vostro. Salvini cede la Lombardia a Fratelli d'Italia, i leghisti si ribellano al leader e spunta il nome di Prandini. Spunta un Prandini dal monte. Sì, peccato che sia la Valcava, in Lombardia. Stiamo scherzando? Sì, sdrammatizziamo, perché non si è deciso assolutamente nulla. È chiaro che se il Veneto va alla Lega, a noi piace tantissimo questa cosa, la Lombardia a chi va? Faccia a faccia dopo il Consiglio di Ministri tra Meloni e il Vice Premier. Il presidente Fontana e il segretario Romeo alzano le barriere, cioè dicono, e l'ha detto anche Salvini ieri in un comunicato ufficiale, leggetelo per favore amici di Repubblica, che si vedrà l'esito delle prossime elezioni, perché la Lombardia va a votare, ce n'è di tempo, quanto? Nel 2045 mi pare. Sì, c'è assolutamente tempo, quindi prima ci saranno le elezioni nazionali e vedremo chi prende più voti, d'accordo? Oh, santa polenta. Comunque c'è un paginone di Lorenzo De Cicco, se volete arrabbiarvi un po', sul quotidiano Repubblica. Mi fermo. Certo, potrei andare avanti fino a domani, perché c'è la festa di San Francesco, stanno litigando pure su quello. Mattarella, matta, ci siamo dimenticati della Santa Caterina. Proprio il giorno di San Francesco c'è anche Santa Caterina. E vabbè, però l'abbiamo fatto festivo, siamo contenti, ma l'anno prossimo è di domenica, è il giorno di San Francesco. Oh, porco cane, non c'è festa. Ma l'anno dopo sicuramente andrà meglio. Ci fermiamo. Come vedete vi sto mettendo sul tavolo tante argomentazioni, vi sto eccitando la vostra fantasia. Voi che la mattina fate colazione con pane e politica, restate con Sammy Varin, restate con Radio Libertà. Tra poco, ancora in onda, la rassegna stampa. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Io che pensavo che cucinare potesse l'amore portare,
Alle 7 della sera tu mi guardi e vuoi sapere che prepari da manger? hai il palato raffiné. Mi prepari un consommé? Io pensavo ad un frappè, il tuo sguardo indagato dal tuo stomaco al mio cuore, salto come fredda ster, corro ed apro il frigider. Alle 7 del mattino chiedi col tuo bel faccino Che mangiamo, tesorino? io pensavo ad un caffè, Mi prepari un bel frappè? io vorrei frullare te, passo il tempo a cucinare e guardare te mangiare, salto come fredda ster, metto te nel frigider. Alle 7 del mattino chiedi col tuo bel faccino Che mangiamo, tesorino? io pensavo ad un caffè, Mi prepari un bel frappè? io vorrei frullare te, passo il tempo a cucinare e guardare te mangiare, salto come fredda ster, metto te nel frigider, metto te nel frigider, metto te nel frigider. Se amate il jazz, beh, questi sono da cercare su YouTube, si chiamano Fidanza Jazz Combo, il Frigidaire, che in realtà è stato il primo singolo o Frigideiro di Bruno Lauzi con lo pseudonimo di Michele Caravana, era il 1962, ma non c'entra niente con questo pezzo, sappiatelo, ma un po' di allegria ci vuole, anche perché la notizia principale che non apre tutti i giornali, però è quella che speravamo accadesse, il piano di pace è partito. Trump al telefono, gli ostaggi stanno tornando, la gioia irrefrenabile dei familiari degli ostaggi israeliani. Trump annuncia l'accordo per Gaza, festa anche tra i palestinesi, ostaggi liberi e ritiro quasi totale dell'IDF dalla striscia. Aprono più o meno così tutti i siti internet in questo momento e noi non possiamo naturalmente che essere ottimisti e positivisti. WhatsApp al 340-6709-659, oggi per par condicio chiaramente da una parte la felicità, dall'altra parte c'è Repubblica con cui ho iniziato la rassegna stampa. Caro Sammy, io spero che Repubblica non perda copia. Ah, bravo, ma sparisca completamente, ci scrive Pietro. Si scherza, dai. Questa canzone del Frigidaire mi ricorda la rivista, te la ricordi? Allora sei vecchio, ma no Enzo, però erano tempi veramente, in un altro modo di cantare, un altro modo di sognare, un altro modo di guardare la televisione, è vero. È cambiato tutto. Mattarella fa presente alle Camere che festa nazionale di San Francesco il 4/10 in coabitazione con Santa Caterina da Siena, patrona del dialogo e integrazione tra culture diverse. Capito dove para. E in tal senso si auspica operatività nelle scuole. Secondo voi che iniziative si faranno? Parliamo di San Francesco o Santa Caterina con immigrazione open e gestite dalla sinistra? Meditate, gente. Adesso ci arrivo. Strano, il 25 ottobre è sabato, ormai è evidente che Landini vuole il posto della Schlein, ma va bene, con il centrodestra governa per altri 30 anni. Marco, ma secondo me è stato un refuso, mi sembra strano che facciano una manifestazione del genere con Landini che vuole la patrimoniale il sabato. No. Il velo alle donne islamiche serviva al loro paese per non far entrare la sabbia nelle orecchie, qui di sabbia non ce n'è, aspetta un momento che ci stiamo attrezzando.
attrezzando. A che gli serve quindi? Donne islamiche, ditelo ai vostri uomini. Ma non è vero, è il merito di Greta Thunberg che ha consigliato a Trump di darsi una mossa, cioè è la Greta, è lei l'artefice del piano di pace, gli ha rotto le balle così tanto a Trump, altrimenti ci pensavano lei e i flottanti. Zitto Marco, guarda che adesso uscirà sta cosa, che è stata la flottia a convincere io non dico niente, mago Varin. Ciao Sammy, a Obama hanno dato il premio Nobel per niente e non lo vogliamo dare a Trump? Chi di dovere abbia il coraggio, ormai non se ne parla oggi ancora, perché però se di conseguenza non dimenticare le 3 donne violentate ieri in varie località. È vero, ma ti dico la verità, oggi è difficile trovare queste notizie sui giornali, non rimango a bocca aperta. Sammy, devi tenere presente che se la sinistra si presenta unita rischia di perdere, ma se non sta unita perde di sicuro. Queste sono le meditazioni mattutine, signori, che solo Sammy Varin lancia su queste frequenze. E allora, signori, diciamolo, qual è il risultato di questa rassegna stampa? Vai col risultato sul cursore e alla fine finirà così. Suona la sveglia, mi chiama il destino, arriva puntuale il bisogno mattino. Saluto il trono con aria beata e la giornata è già cominciata. Sono io il bisogno mattutino, c'è bisogno di Sammy Varino. Poi se vi faccio altri effetti secondari io sono ben contento. Cos'è che dice la pubblicità? È bello cagare, no? Cos'è che ti qualcosa del genere? No, dice così, dice così comunque. Salve a tutti, da Sammy Varin sono pronto a ricominciare. Capite che siamo allegri perché giusto, finalmente finisce la guerra, la flottia è servita a qualcosa. La festa di San Francesco, sì, del Colle con rilievi, c'è anche Caterina, ma eccola qua, quello di Filippo Ceccarelli che dicevo carino, sono su Repubblica, tanto per cambiare. Reliquie, convegni, beatificazioni, quel bisogno di sacro dei politici. Posso aggiungere anche dei mafiosi o si offende qualcuno? No, perché abbiamo trovato anche in casa dei mafiosi tante altarini, tante cose. A me veniva da vomitare, però. Fanfani piazzò a Palazzo Sturzo un frammento della roccia della Verna. Berlusconi pretese di farsi annusare da Vespa. Vabbè, ok, Filippo Ceccarelli, se volete leggerlo, è su Quotidiano Repubblica, che si occupa anche, ve l'ho detto, è la notizia principale di quest'oggi. Il Corriere dice che ci hanno fregato l'argomento, ma non è vero, semplicemente sono loro che sono basati su una proposta della Lega di qualche annetto fa, stretta di Fratelli d'Italia sul velo integrale. No in uffici e luoghi pubblici, multe fino a 3.000 euro. La proposta di legge vuole tracciare chi finanzia le moschee e propone pene più severe per i matrimoni sotto costrizione. Ok? Lo ricordiamo, lo ricorda anche l'articolo di Repubblica. Fratelli d'Italia e la Lega sono su questa scia. A gennaio scorso il partito di Salvini, a prima firma del capogruppo in Commissione Affari Costituzionali alla Camera Igor Iezzi, aveva presentato una proposta di legge molto simile che mirava a impedire di indossare atti a celare il volto, come nel caso del burqa e del niqab. E proprio per questo Iezzi ha subito commentato la proposta dei meloniani, rivendicando la paternità dell'iniziativa. Ci fa molto piacere che Fratelli d'Italia abbia accolto 2 nostre proposte di legge sulle moschee e sul velo, presentate a mia prima firma a settembre 2023 e gennaio 2025, e di cui abbiamo chiesto la calendarizzazione prima dell'estate, per poi lanciare una frecciata agli alleati. Speriamo ora che l'iter, anche grazie al sostegno arrivato da Fratelli d'Italia, possa procedere speditamente. All'imam Massimo Abdallah Cozzolino, guida dell'Associazione Culturale Islamica Zaid Itabir, appare un'iniziativa strumentale. Vietare il velo integrale, che non equivale a vietare il velo in sé, può rientrare in una logica di tutela della sicurezza, ma una normativa in tal senso esiste già,
Quindi mi chiedo quale sia l'effettiva utilità di questa proposta. Abdallah, scusa, mi riferisco, mi metto davanti. Abdallah, mi scusi, il problema è che queste vanno avanti ancora ad andare in giro col burka. Che forse non abbiano capito. O c'è qualcuno che li costringe? Basta, no, basta. E c'è poi un'altra mezza paginona di Gabriella Cerami intervistando Pegar Moshir-Pur, nata in Iran nel 90, arrivata in Italia con la famiglia 9 anni dopo, è scrittrice, attivista per i diritti umani e legali digitali. Che cosa dice Moshir-Pur? Messaggio sbagliato, c'è odio contro chi è di fede islamica. Il divieto arriva in un paese, l'Italia, che dovrebbe includere e dare un'alternativa di crescita e di integrazione a chi nasce qui. Fa particolare questa intervista perché Moshir-Pur arriva dall'Iran, dove sono molto gentili con le donne, le lasciano fare proprio tutto. Vabbè. Ok, me ne vado, anche se ve l'ho detto, ci sono tante argomentazioni, la terribile notizia del signore che si è buttato giù dal balcone perché sfrattato, la Fenice con gli orchestrali in sciopero contro Venezi, la prima rischia di saltare, vado a vomitare. Vomito perché non potremo più chiamare gli hamburger vegetali, come li chiamiamo? Veggie burger. Addio ai vecchi burger. L'Unione Europea dice no, non si chiamano più così i nomi della carne solo ai prodotti animali. Come cazzo li chiamiamo adesso? Che uno c'ha paura che ordino una roba al ristorante, che cavolo mi porteranno? E gli stessi ristoranti dicono vabbè, ma decidiamoci, cioè, ho appena rifatto il menù e tutto quanto. Caritas contro il governo, non combatte la povertà, aiuta solo a chi ha figli. Paginone a pagina 37, per dirvi. Adesso vi disintossico, non leggo più un quotidiano di sinistra fino alla prossima settimana. No, per dirvi come si organizzano certi quotidiani per menare completamente il torrone, l'ho detto con la O. Bene, per par condicio assoluta io vado sul quotidiano La Verità. La Verità di quest'oggi è potentissima, 1,50 € spesi bene. Oggi La Verità intervista l'ungherese che è stato pestato, forse, sembrerebbe, dalla Salis, ma non è stata lei di sicuro, assolutamente. La Verità oggi è da acquistare. Intervista con l'ungherese vittima degli Antifa col martello. La sua banda mi ha rovinato. Attenzione come parla, paura delle querele del papà, La sua banda, mica lei, mi ha rovinato. Vergogna la Salis impunita. Parla il militante di destra pestato a sangue dai sodali dell'europarlamentare, salvata per un voto dall'aula. Massacrato a bastonate. Ho perso la sensibilità del lato sinistro del volto. Andrò a protestare a Strasburgo. Questa la primissima notizia del quotidiano La Verità. Ma in centropagina arriva la legge che proibisce di portare il velo islamico in pubblico. Ve l'ho detto, un'idea della Lega copiata da Fratelli d'Italia, migliorata, potenziata e adesso si fa squadra, d'accordo? Peccato che c'è anche Forza Italia. Secondo te Forza Italia che cosa dirà su questa legge? Oh dai, qui lo dico e qui lo nego, dirà di no. Ma non dico niente. Avete sentito che ho detto qualcosa? Niente. Garlasco, il carabiniere, mi sa che uccido il PM. Tra le intercettazioni che hanno portato all'arresto di Scopetta, membro della squadretta di Venditti, la minaccia al nuovo procuratore che lo ha indagato. Appena Napoleone va in pensione, forse lo ammazzo. Firulì, firulà. Sempre sul quotidiano La Verità, il caso adesso diventa internazionale. Sciopero alla Fenice contro la Venezi. Il Telegraph la difende. Siete sessisti. Francesco e Caterina, feste sovrapposte, e Paolo Del Debbio dice Parlamento di pasticcioni. Riesce a far litigare persino due santi. Siamo sempre sul quotidiano La Verità.
di spalla. Gaza un pretesto, Hamas lavora alla pace, i Pro-Pal fanno la guerriglia. Meditazione di Giorgio Gandola. Antisemitismo, all'improvviso la commissione Segre non è più così urgente, scrive Francesco Borgonovo. E poi naturalmente le regionali, il centrodestra ha trovato la quadra, Stefani in Veneto, Cirielli in Campania, lo buono in Puglia, prelazione, che non so cosa dire, cosa vuol dire, nessuno lo sa, quindi non capiamo, prelazione di Fratelli d'Italia per la Lombardia. È una specie di lozione che ti metti sui capelli, praticamente quei pochi che ha, vanno tutti in tiro e sembri un capellone mostruoso, si chiama prelazione. Sono sul quotidiano La Verità. Non si può non leggere l'intervista a Laszlo Dudog, massacrato dagli amici della Salis, vergogna l'immunità di Strasburgo. Pagina 2 del quotidiano La Verità. Parla il militante di destra aggredito a Budapest insieme alla sua fidanzata dalla banda del martello. Ci hanno assaltato in 8, colpendoci alle spalle. A distanza di anni mi fanno ancora male tutte le ossa. Intervista di Matteo Carnielletto oggi sulla Verità. Sono stato colpito con la vipera, lo stesso manganello che è stato trovato nel taxi di Ilaria, ma nel senso che lei praticamente c'ha dietro anche il siero antivipera, per cui ha visto questa vipera e è riuscito a prenderla la chiappata, capito? Perché voleva salvare un fascista dalla vipera. Vabbè, così non è corretto. Mi precipiterò al Parlamento UE per avere giustizia. Signori, paginone, soprattutto le fotografie, Vakum Alaikum Shah, di questo signore che è stato massacrato in Ungheria. Intanto si cercano ancora i franchi tiratori. Le defezioni maggiori nelle rappresentanze degli altri paesi. Forza Italia si difende. Tra le file della Lega manca il voto di Patriciello, ex azzurro, che quel giorno era malato. E adesso puntate anche il dito sulla Lega. Che mancava, non è che ha votato a favore, mancava. Alghera no. Vabbè, ok. Flavio Tosi. Anche per Flavio Tosi, che mi viene sempre qua da grattare, non so come mai, la conferma dell'immunità è inconcepibile, uno scandalo politico e un obbrobrio anche giuridico. Salis doveva essere processata e Tosi, che adesso è di Forza Italia, che è rimasto un po' male perché voleva essere candidato lui, ma ci riprova adesso in qualche città del Veneto, è dalla nostra parte, nel senso che anche lui voleva che questa Salis... Tutta questa storia è un pessimo esempio e la prova che in Unione Europea manca la democrazia. La meditazione del direttore Maurizio Belpietro a pagina 3 del quotidiano La Verità, la maestrina dalla penna rossa, non è una perseguitata politica e la scelta dell'Eurocamera è uno sfregio alle toghe ungheresi. Qualcosa non va se chi viola la legge viene premiato col super stipendio. Le sue foto in manetti hanno fatto sì che AVS potesse cavalcare lo sdegno generale. E vi dico, questa è anche la potenza dei media, radio, televisione, ma anche social, quelle foto in manette, e comunque l'hanno fatta diventare europarlamentare subito, così come ciò che è avvenuto in Medio Oriente, quindi bombardamenti, i morti, tantissimi innocenti, anche innocenti, molti non innocenti, chiaramente sono stati ripresi non per un giorno, non per un mese, ma per anni dai mass media e hanno lavato il cervello a tante persone che ce l'hanno con gli ebrei adesso. E quello che vorrei dire è che c'è differenza tra ebrei e chi comanda in Israele, quindi è la politica di Israele, il governo di Israele. Non è la stessa cosa. Tu dici, sono sempre ebrei. Vabbè, allora lascio stare, però hai capito cosa volevo dire, ok? Bene. Vado avanti, certo, sono sempre sul quotidiano La Verità, perché i giudici
sbloccano Mediterraneo. Oh signore, un'altra ONG in giro per il mare. La disobbedienza ritorna una virtù. La ONG Mediterranea torna in mare perché hanno disatteso le indicazioni per tutelare la vita delle persone. Questa è la motivazione del Tribunale di Trapani. Brave persone, che ha sospeso la detenzione della nave della ONG Mediterranea. Il giudice si è pronunciato in merito al ricorso presentato dal comandante dell'armatore della nave, entro 60 giorni di fermo amministrativo, 10.000 euro di multa, eccetera. Bla bla bla. La notizia è stata resa nota dalla stessa ONG, che ha commentato la decisione del tribunale. Il giudice ha accolto il ricorso cautelare, ha deciso la sospensione della detenzione. Il Tribunale di Trapani, in attesa di pronunciarsi sul merito complessivo della vicenda, ribadisco all'ONG e non ci arrivo. E alla fine non dice niente, censura l'illegittimità del provvedimento sotto il profilo della quantificazione della sanzione, dando ragione alle argomentazioni presentate dalle nostre avvocate, bla 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 bla. Insiste sul fatto che il Viminale ha ignorato tutte le richieste sempre motivate in ragione delle circostanze concrete con cui la nave chiedeva una riassegnazione. Va bene, in poche parole abbiamo un'ONG in più che riparte. L'ONG esulta ed è pronta a salpare verso i migranti nonostante il decreto Piantedosi. Perché? Non l'abbiamo capito. Vado ancora avanti, signori, siamo sul quotidiano La Verità ed eccolo qua il paginone con il no al velo integrale e alle nozze forzate. Fratelli d'Italia mette nel mirino il fondamentalismo. Nella proposta di legge presentata dai meloniani anche regole più severe per le moschee e pene per chi diffonde odio. Se ne occupa Flaminia Camilletti oggi a pagina 10 della Verità. L'obiettivo è evitare che si formino bolle nelle quali vige la Sharia. Stretta sul denaro per i luoghi di culto, su questo serve molta più trasparenza. Interessante? Assolutamente sì. Ripeto, la proposta è della Lega, l'ha presentata qualche anno fa, è stata ripresa da Fratelli d'Italia e quindi si può fare squadra. È chiaro che Forza Italia non ha ancora parlato, questo per dirvi. Sempre nella stessa pagina, carina questa svolta di Merz, il Bundestag abolisce la cittadinanza turbo. Questi turbo cittadini che vogliono diventare tedeschi così. Svolta di Merz, il Bundestag tedesco dice addio alla cittadinanza turbo introdotta 3 anni fa dal governo Scholz. Con 450 voti favorevoli, 134 contrari, 2 astenuti, l'8 ottobre il Parlamento ha approvato la riforma proposta dal ministro dell'Interno che riporta a 5 anni, in determinate circostanze, il termine minimo per ottenere la cittadinanza, cancellando la possibilità di naturalizzazione in soli 3 anni. La cittadinanza deve essere il traguardo dell'integrazione, non il punto di partenza, ha dichiarato il ministro. La legge sulla cittadinanza accelerata era sbagliata. Glielo vai a dire a Forza Italia, per favore, che magari è un riquadretto piccolino che c'è sulla Verità e sugli altri quotidiani non esiste neanche. Pavia rinuncia al suo polmone verde per il campo nomadi dedicato ai Sinti. Centinaio della Lega che abita proprio a Pavia, follia, la sinistra abbatte un bosco spendendo 1 milione di euro. La città di Pavia ha vinto un bando PNRR di riqualificazione urbana per la costruzione di una piscina. A noi quel piano sta sulle scatole e anche stavolta vedrete che abbiamo ragione noi. Ma se il PNRR serve a costruire un'infrastruttura, benvenuta sia la burocrazia europea. Il problema sta nel fatto che l'area designata per questa opera, questa piscina, ospita attualmente un campo nomadi, dice Gianmarco Centinaio, vicepresidente del Senato ed esponente leghista proprio di Pavia. Il sindaco, prosegue il senatore, pur di liberare il terreno, ha deciso di spostare una parte delle famiglie insediate. Le implicazioni sociali del trasferimento e l'impatto ambientale legati alla decisione sono enormi.
Il piano prevede infatti lo spostamento di 40 famiglie nomadi, che sono nomadi solo nella scritta, in un'area periferica a soli 20 metri da case esistenti. Chissà che salti di gioia che fanno i residenti! Abbatteranno una parte di un bosco per creare il nuovo insediamento, con buona pace della retorica ambientalista, e si passerà da 2 a 3 campi nomadi. Anche il PD aumenta l'occupazione, ma di aree comunali da parte dei nomadi. Un nuovo campo nella periferia sud di Pavia, uno ridotto a metà rispetto a prima, dove sorgerà la piscina, e un terzo che il sindaco intende realizzare nella zona est di Pavia. Posso inondarla di numeri di telefono di cittadini infuriati, dice Centinaio. Solo e soltanto sul quotidiano La Verità, signori. Pasticciamo pure su San Francesco, Mattarella in lite con il calendario, no? E io sono incacchiato che l'anno prossimo San Francesco è di domenica, solo per quello. La nuova celebrazione appena votata su Francesco d'Assisi, quindi festa nazionale che non si lavora, e Caterina da Siena obbliga il Quirinale a promulgare con rilievi. Il 4 ottobre non può essere allo stesso tempo festa nazionale e solennità civile. Buro, sto campionando. Burocrazia. Delle due l'una, scuole chiuse o attività speciali in classe, messe insieme sensibilità del cattolicesimo molto diverse. Insomma, si è fatto sentire Mattarella. Sulle cose importanti interviene, che cavolo, parlare di altri argomenti mi sembrava superfluo in questo momento, va tutto così bene. Il centrodestra blinda le regionali, in campagna corre Cirielli, perdonato da Forza Italia per quelle chattettine simpatiche, per il post Zaia in Veneto, scelta post, nel senso post il dopo Zaia in Veneto, scelto il leghista Stefani. Sto festeggiando. Coalizione unita sullo buono in Puglia. Fratelli d'Italia prenota, non si può prenotare, hanno prenotato un ristorante, no? Scusa, dove sta il problema? Prenota la Lombardia. Ma ne parliamo più avanti, perché prima bisogna votare, capire chi prende più voti, e signori, forse avete ancora questa possibilità di votare Lega. Paginone con Paolo Di Carlo sul quotidiano La Verità, ma oggi se ne parla veramente da tutte le parti. Ancora sulla Verità, la Fenice, sindacati in sciopero contro la nomina della Venezzi. Ma il britannico Telegraph contesta la campagna. La rivolta puzza di sessismo. Bersagliata la direttrice d'orchestra Beatrice Venezzi perché non ha in mano la tessera del PD. Voi capite? Cioè, molti si chiedono, facendo i complimenti a Giulio Cainarca, ma anche a Antonino Danna, molti si chiedono ma perché non sono in Rai questi direttori, questi redattori bravissimi di Radio Libertà? C'è un motivo, ma è piccolo, assolutamente. Toz, lusso e ombre, IPM, c'è caporalato. Abbiamo visto il servizio anche in televisione, la Maison della Valle è stata accusata di beneficiare di una filiera produttiva basata sullo sfruttamento per abbattere i costi. Abiti e scarpe venduti a prezzi stellari, ma realizzati dai cinesi per pochi euro. La società si dice amareggiata, noi rispettosi delle leggi, che dicono tutti così, poi dopo vai a vedere, va bene, sì, c'è un paginone a pagina 19 del quotidiano La Verità, ma sto per fermarmi, signori, c'è la pausa delle 8:30 col meteo a Cerbis e poi arriva una splendida canzone del Guardiano del Faro, lo ricordiamo ogni settimana, signori, perché lui suona ancora, ha ricominciato con il suo Moog ed è in arrivo anche un nuovo album dopo quello già nuovo uscito l'altro anno e dal quale sentiremo tra pochissimo un pezzo. Restate lì. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Il meteo.it presenta le previsioni del giorno.
Un'area depressionaria si avvicina all'Italia determinando soprattutto un aumento della copertura nuvolosa. Nelle prossime ore nubi in aumento al centro-nord, ma con fenomeni quasi esclusivamente a carico dei rilievi del Triveneto e in Sardegna. Per il resto sole prevalente. Nel pomeriggio possibili piovaschi sui medesimi settori, poche variazioni con tanto sole altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Avete ascoltato le previsioni del giorno. Ogni giorno migliaia di notizie ci raccontano i fatti che accadono in Italia e ogni giorno c'è una voce fuori dal coro. Quotidiano di Sicilia, il quotidiano d'Italia, l'informazione che ribalta i luoghi comuni, una vera visione dei fatti, l'Italia vista da sud. Ogni siciliano che vive in Italia e nel mondo è una risorsa, è protagonista della crescita della nostra nazione. Dai forza alla crescita della nostra isola, abbonandoti al QDS digitale più archivio a soli 99 euro anno. Quotidiano di Sicilia, il quotidiano d'Italia, una scelta di valore. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Un saluto agli ascoltatori da Alberto Acerbis, ciao a tutti, ben ritrovati. Allora, andate, se volete, visitare il nostro sito olioacerbis.com, perché noi siamo in raccolta della bava di lumaca in questi giorni e prepariamo tutto quello che riguarda il mondo elicoidale della chiocciola. Quindi è disponibile lo sciroppo alla bava di lumaca bronco free per la tosse grassa e la tosse secca, è disponibile gastro free per chi soffre di reflusso gastroesofageo, è disponibile tutta la linea cosmetica per l'inverno alla bava di lumaca, la conoscete benissimo, la Rimas, una crema straordinaria, chiaramente certificata da BioCert Italia, un prodotto biologico. Quindi il mio consiglio stamattina è questo: se avete tempo, se volete, olioacerbis.com, andate a vedere la sezione della cosmesi oppure dell'integrazione, ritrovate un mondo straordinario. Se devo, se posso, se mi va, se volete ascoltarmi, vi voglio bene lo stesso, andate e leggete bene per quanto concerne lo sciroppo alla bava di lumaca bronco free. Guardate, questo è un prodotto che noi produciamo e consigliamo da 22 anni. Chi ci segue da tanto tempo lo sa, forse anche di più. Quindi olioacerbis.com, sezione, se volete l'olio lo ordinate, se volete i prodotti alla bava di lumaca, compreso gastro free per chi soffre di gastrite, chi soffre di reflusso gastroesofageo, e in modo particolare dovete focalizzarvi secondo me su bronco free. Leggete e poi potete ordinare anche da lì. olioacerbis.com. Scrivete come ci è conosciuto Radio Libertà, perché io vi faccio un bellissimo regalo, perché lo meritate. Grazie, buona mattina, in alti cuori, avanti tutta, Maimula, Tenardur, ci vediamo alla prossima. Ciao. Porta con te ovunque Radio Libertà. Scarica la app per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiolibertà.net. Cosa aspetti? Cari amici di Radio Libertà, eccomi qui di nuovo con voi. Sono il Guardiano del Faro. Oggi vi presento il mio nuovo singolo, Solamente Mia, nato così dalle tastiere del mio Moog, del mio pianoforte, e in un'atmosfera veramente incredibile. Spero che questo brano vi porti tutta la gioia, la serenità, l'entusiasmo che io ho provato nel comporlo e nell'eseguirlo. Un abbraccio dal Guardiano del Faro.
È proprio lui, ha ritirato fuori il suo Moog, è tornato a suonare, il Guardiano del Faro, storico artista degli anni 70-80, ha ricominciato a suonare, è apparso un annetto fa con questo pezzo, intitolato Solamente Mia, ma c'è un intero album da ascoltare che noi vi faremo ascoltare nelle prossime settimane. Ce n'è un altro che sta per uscire. Ho parlato proprio ieri con il grandissimo Guardiano del Faro e mi ha detto: Sammy, sarai il primo ad avere il nuovo album. Grazie davvero, e soprattutto bei ricordi per chi ha più di 50 anni, ma anche i giovani devono imparare a conoscere questo artista e soprattutto il Moog, scritto Moog, cosa sarà mai? 8:39, buongiorno, sì, solo artisti indipendenti nella trasmissione di Sammy Varin, questa rassegna stampa tra virgolette oggi allegrina, ma non troppo, perché comunque la notizia della notte è più che buona, è stato raggiunto l'accordo sulla prima fase del piano di pace per Gaza, quindi presto gli ostaggi saranno liberi, Israele ritirerà parte delle truppe, alle 11 di questa mattina la firma, la festa dei palestinesi in piazza, questo è il Corriere, Repubblica invece mette giustamente la festa anche degli israeliani, perché sono in attesa dei loro cari presi in ostaggio da Hamas. Questa è l'apertura di tutti i siti internet e anche di alcuni quotidiani, quelli che chiudono più tardi, che sono riusciti a ritrattare la prima pagina. Un po' di WhatsApp minimo, perché il bello di questa rassegna stampa, se è una rassegna stampa, è che ci sono i vostri messaggi in tempo reale che potete inviarmi anche in questo momento al 340 67 09 659 su qualunque argomento, qualunque sia il vostro pensiero, io vi ascolto. 340 67 09 659. Chiaramente non posso non ringraziare, ci è venuto a trovare proprio ieri il poeta Davide Chiurazzi, sì, adesso fa pure il poeta, perché effettivamente ci augura la buona giornata con questo messaggio. Sul cursore sentiamo cosa ha da dire. Suona la sveglia, mi chiama il destino, arriva puntuale il bisogno mattino. Saluto il trono con aria beata e la giornata è già cominciata. Un complimento grandissimo per Sammy Varin, grazie al poeta Davide Chiurazzi, e trovate il suo libro di poesie su Amazon, ragazzi, e mi ha fatto questo complimento bellissimo. Vabbè, chi ha orecchie per intendere intenda, però la rassegna stampa arriva comunque in quei momenti ed è giusto accompagnarvi qualunque cosa abbiate da fare. Fatemi leggere un po' di messaggi, dai. A me piace anche Santa Caterina da Siena, oltre che dell'Italia è patrona anche degli insegnanti, ma non è suscettibile come Mattarella, muto sui veri problemi italici e ancora peggio sulle follie europee. E dopo avercele tolte tutte, ora fa lo schizzinoso perché il governo ci rende la festa di San Francesco d'Assisi, ma no, giustamente ha messo dei rilievi. Sugli altri argomenti era impegnato, è sempre impegnato, sto presidente non riesce a stare dietro a tutto. La Mediterraneo riprende la tratta degli schiavi che porta in Italia per sottomettere il popolo italiano e favorire la sostituzione etnica. Criminali. Mi auguro che quando arriveranno le elezioni del governatore della Lombardia non voterò Fratelli d'Italia e men che meno Forza Italia, che puzza di pidiottismo dalle scarpe. Senti un odore di pidiottismo, no? Qua in Bellerio c'è solo profumo di Lega, assolutamente. Sì, siete un po' così, però sono notizie ancora da confermare che la Lega vada a Fratelli d'Italia, che il presidente futuro della Lombardia, la Lega vada a Fratelli d'Italia, no, stiamo invecchiando, che la Lombardia vada a Fratelli d'Italia, sono illazioni con 2 L giornalistiche, nel senso che Salvini lo ha detto chiaro ieri in comunicato stampa, dipenderà come andranno le elezioni, visto che a votare in Lombardia si va nel 2078 mi sembra, nel frattempo ci saranno anche altre elezioni nazionali
e bisogna vedere come va la Lega. Quindi alla fine la responsabilità è vostra. Se votate Lega andrà alla Lombardia, la Lega, vabbè, ci siamo capiti. La Caritas, oggi gli argomenti su cui discutere sono belli potenti. La Caritas dice che non sta facendo niente per i poveri, solo per quelli che fanno figli, perché sono pochi e quindi si spende di meno. Ma per favore, la Caritas si becca un mare di denaro e ha rifiutato il cibo ai poveri senza la tessera nazi comunista. Fratelli d'Italia copia le idee della Lega. Miseri. Sì, questa cosa del burka, ma non è che le ha copiate, semplicemente ha detto che è d'accordo con noi e ci ha fatto i complimenti, capito? E quindi noi facciamo squadra con Fratelli d'Italia non solo sul burka, ma anche su altre cosettine intorno al burka e intorno a un'immigrazione che se ne fotte delle nostre leggi perché ha le proprie leggi, la Sharia. Ancora messaggi, ragazzi, oggi vi ho fatto scaldare, ma io sono contento, quando arrivano un fracco di messaggi vuol dire che effettivamente ce lo avete duro politicamente. Occorre fare tutto il possibile per mantenere Regione Lombardia a gestione Lega. Sarebbe inaccettabile che dopo tutto il grandissimo silenzioso lavoro della Giunta Fontana la nostra Lombardia finisse nelle mani di un partito come Fratelli d'Italia che, nonostante qualche rappresentante nordista, solo specchietto per le allodole, rimane fondamentalmente un partito romano. Non può finire come nel 2015. Grande lavoro Giunta Moratti per avere Expo a Milano e poi Sala ne ha raccolto i frutti. Adesso i frutti del lavoro per le Olimpiadi invernali le dovrebbero raccogliere altri partiti? Questi frutti? 3 milioni di persone scese in piazza per Gaza, ossia per una causa ideale, non per aumenti salariali. Non mi sembra Gentaglia, E li abbiamo chiamati Gentaglia, ma no, mai sentito, ma chissà cosa hai sentito, assolutamente. Diciamo che c'è la gente un po' particolare, quelli che fanno la festa a Bologna per festeggiare Hamas. Mi sembrava un po' strano, quelli che ti scrivono sbirri a 3 euro, non sono un po' particolari questa gente? WhatsApp al 340-6709-650, ragazzi. Oggi siete 659, sì. Oggi siete fortissimi, mi state inondando di messaggi. Chiaro, c'è la buona notizia dell'accordo di pace raggiunto, ma anche dal punto di vista politico siamo caldi, Mago Varin, vuoi vedere? Sì, prego, avete problemi d'amore, affari, il lavoro? Mago Professor Varin, anche lei, regista barbuto, la vedo problematico, un problema al polso, giocato troppo al tennis, le do io una cremetta da mettere nel sedere, sì. Mago Varin, vuoi vedere che in Lombardia ci sarà un civico che verrà avanti presto? Così troveremo la conta, scommetti? Prandini, ma certo, Prandini, è un civico Prandini, no, non è civico Prandini. Ciao Sammy, ma Forza Italia non può prendersi Milano e lasciare la Lombardia alla Lega? Tanto c'è già il PD, non sarebbe un gran cambiamento. Bravo Matteo, dai, scherziamo sui nostri fratelli e sugli amici di Forza Italia, stiamo facendo una squadra bellissima, ma ci mancherebbe. Chiaro che, sai, messa così la notizia, la Lombardia a Fratelli d'Italia, uno dice ma perché? Ma poi siamo una coalizione, ci vogliamo un bene dell'anima. Buongiorno, velo vietato, bene, tanto poi non si farà niente come per il divieto per i cellulari in classe. Non è vero, comunque solo qualche professore ai miei figli glielo lascia tirar fuori e quando non c'è niente da fare, gli ultimi minuti, eccetera. Guarda che stanno rispettando il divieto, continuano a portarli in classe nonostante il divieto. Sì, li portano, ma lo tengono nello zainetto, è silenzioso. Anzi, a mio figlio Elia gli hanno dato la nota, non solo a lui ma altri 29 della classe, perché lo tenevano acceso, cioè devi avere il telefonino ma spento, perché non si sa mai, magari fa qualche rumore, gli hanno dato la nota perché avevano il telefonino ma era acceso, penso un po'. Le leggi sono solo leggi, sì Pina, poi ci sono quelli che le interpretano, è vero. Mi fermo, mi state facendo impazzire, fammi impazzire, fammi sognare.
grazie dei messaggi, continuate a scrivere 340 6709 659. Il Corriere ha fatto in tempo a ribattere la prima pagina. Gaza, c'è la prima intesa. Oggi la firma, l'annuncio di Trump, orgoglioso. Netanyahu, con l'aiuto di Dio, li riporteremo a casa. Oddio, è un Dio che ha sparacchiato un po' troppo, diciamo così, però va bene, l'aiuto di Dio. Rilascio degli ostaggi e ritiro di Israele da gran parte della striscia. Questa è l'apertura del Corriere, che è uno dei pochi, insieme a Repubblica e La Stampa, che hanno fatto in tempo a ribattere la prima pagina. Francesco e Caterina uniti, il senso della festa comune, il santo, la santa e richiamo del Colle, Aldo Cazzullo, la crisi in Francia, Macron 48 ore per nominare il nuovo premier, e poi le regionali, accordo nel centrodestra, ecco i candidati: Edmondo Cirielli di Fratelli d'Italia in Campania, Luigi Lobuono, buono, civico, in Puglia, e Alberto Stefani della Lega in Veneto. Sono loro i candidati del centrodestra per le regionali del 23 e 24 novembre. Questo l'esito del vertice tra Meloni, Tajani, Salvini e Lupi. Il Corriere è quello che ci mette più spazio, però siamo tutti rimasti turbati da questa notizia, anche perché non dico che era come il grandissimo Bernacca, però aveva una sua simpatia, un modo molto gentile di fare le previsioni meteo. Addio a Paolo Sottocorona, l'uomo del meteo di La 7. Aveva 77 anni, era giovane, aveva accompagnato per anni il pubblico televisivo con garbo e competenza. Se n'è andato, le ultime previsioni le aveva fatte ieri l'altro forse, e nessuno spiega che cosa gli è successo. Siamo a pagina 10 del Corriere. Eccola qua, la paginona: regionali, accordo nel centrodestra, i nomi per Campania, Veneto e Puglia, via libera dai leader, corrono il viceministro di Fratelli d'Italia Cirielli, il leghista Stefani, il civico Lobuono. Spunta il caso Lombardia, perché Fratelli d'Italia chiede garanzie che la regione sia ceduta a loro. Salvini stoppa, nessun legame. L'altro giorno Giovanni Donzelli e Carlo Maccari di Fratelli d'Italia avevano chiesto al segretario della Lega Lombarda Massimiliano Romeo, che è anche il capogruppo al Senato, di mettere nero su bianco una sorta di rinuncia alle pretese sulla Lombardia. Sulla carta ancora nel lontano 2028, quindi si vota nel 2028, tra 25 anni praticamente. Lui aveva declinato, ma la nota di Salvini è in quella scia. Lo stesso Romeo, all'aria che tira sulla 7, ieri era stato meno puntuto. Che cavolo ma che cosa usano? No, puntuto. Oggi voglio fare il costruttore di pace. Sulla Lombardia, dove voteremo tra 3 anni, sceglieremo insieme il candidato migliore, ha detto Romeo. Lo ha detto per stemperare il clima un po' teso che c'è all'interno della maggioranza. Il primo a esultare, però, e ve lo dicevo, è Alberto Stefani, il vice segretario della Lega, europarlamentare, che ottiene la designazione grazie al riconoscimento da parte di Meloni della particolarità veneta. Per me è l'onore più grande, dice. La nostra squadra è pronta ad amministrare la regione in continuità con l'ottimo lavoro di Luca Zaia. In realtà pare che Fratelli d'Italia nella futura amministrazione si sia giudicata molto dal vicepresidente dell'agricoltura, del bilancio della sanità, ma è vero che Stefani ha già molto ragionato sugli assessorati. Ora bisognerà attendere per capire come saranno spacchettate e ricomposte le deleghe dell'amministrazione precedente e bla bla bla. Marco Cremonesi e Paola Di Caro oggi sul quotidiano Il Corriere. Guaietti per la Toscana nel campo della sinistra, perché Conte si smarca da Gianni, nel senso che non sono più insieme. Cioè, un giorno parla la Schlein, un giorno parla Conte, non si sa neanche se ci sarà il candidato. Il leader dei 5 Stelle domani chiuderà la campagna senza il candidato. Malumori nel Partito Democratico. Oggi la Schlein è col governatore uscente, domani il centrodestra per Tomasi in Toscana, si vota domenica e lunedì per Tomasi del centrodestra. È chiaro che
sarà durissima, ma già se si arriva al ballottaggio, ragazzi miei, esiste ancora il ballottaggio, sì, in Toscana non hanno fatto una legge, ecco, ragazzi, e possiamo dare del filo da torcere bello tosto a questo centro-sinistra. Chiaro che in Toscana hanno tutti in mano, te la distribuiranno nel seggio, la Gazza Cola, e dovrai berla mentre voti, e chi fa solo un ruttino verrà buttato fuori. Cosa siete? Smandrappati! Ma tutti che mi guardano, dico smandrappati, i registi mi guardano, mi sentite chiamati in causa? Ma dai, smandrappati, un brutto termine, smandrappati, però l'ha usato un nostro ascoltatore e noi siamo leghisti, siamo proprio straccioni, barboni. Dai, che tra poco c'è qui Parlamento, mi zittisco un po', che oggi ho la tosse. Giro pagina, siamo sempre sul Corriere, e il Corriere, lo so che siete allergici anche al Corriere, però oggi sarebbe da comprare, perché è il primo giornale che aveva pronto, proprio sapeva già tutto, ha pronto il ritratto dei candidati di centrodestra. Centro-sinistra non gliene frega niente a nessuno, ma centrodestra sì. E allora a pagina, dove sono? A pagina 8, no, a pagina 11 del quotidiano Il Corriere, si parla di Campania, il generale con 3 lauree che ha querelato De Luca ma deve farsi perdonare le chat contro Berlusconi, è Ciriello, l'antifico. Possiamo dare un'alternativa alla nostra terra. Candidato in Campania del centrodestra, Edmondo Cirielli, vice ministro degli affari esteri. C'è la Puglia, i giornali, la TV, la fiera e quel rimbrotto di Silvio, sfida in salita per Lo Buono. Chi è Luigi Lo Buono? Buono, 70 anni, ex presidente della Fiera del Levante. Il centrodestra pugliese ha il candidato presidente. Poi c'è il Veneto, Alberto Stefani, 32 anni, deputato, prima ho detto europarlamentare, mi scuso, e vice segretario della Lega, paladino dell'autonomia e golden boy del partito. Stefani è il dopo Zaia, un primo della classe, un predestinato, un giovane politico che a soli 32 anni ha già ricoperto più ruoli: consigliere comunale, sindaco, deputato, segretario regionale, fino a vice segretario federale. E tra poco più di un mese e mezzo Alberto Stefani molto probabilmente ne aggiungerà un altro, diventerà presidente della regione Veneto. Qui Parlamento. Parliamo di cinema, siamo qua per far comprendere quanto questo governo sta lavorando in questa direzione. In prima fila il ministro Giuli insieme al sottosegretario Borgonzoni, che ha la delega proprio per far tornare sempre più grande il cinema in Italia, riconoscendolo quale asset indispensabile per lo sviluppo economico del Paese. Con questa mozione la maggioranza vuole sottolineare con forza l'importanza strategica del settore cinematografico e audiovisivo, non soltanto come motore culturale e identitario, ma anche come un attrattore capace di attrarre investimenti nazionali e internazionali e di generare occupazione qualificata. Ecco, in questa direzione siamo andati anche nella Regione Marche insieme al presidente Acquaroli, che è stato rieletto da poco. Quando ero assessore alla cultura della Regione Marche abbiamo quintuplicato le somme per promuovere il cinema in quella regione, passando da 3 milioni a 16 milioni. Seguendo proprio anche il governo, perché il sostegno pubblico al cinema italiano è cresciuto in modo esponenziale, passando da circa 250 milioni di euro del 2016 a 696 milioni di euro per il 2024, e questa dotazione è confermata per il 2025. Quindi parliamo di investimenti importanti. Abbiamo anche dei dati Anica e APA che sono stati presentati nel corso dell'edizione della 82esima edizione della Mostra Internazionale del Cinema di Venezia, e questi dati ci dicono
che gli investimenti di produzione cinematografica in Italia sono aumentati del 53%, mentre quelli internazionali sono aumentati del 950% rispetto al 2019. Da settembre 2024 a luglio 2025 sono state presentate ben 729 domande di tax credit, sia nazionale che internazionale, per un credito richiesto complessivo di ben 718 milioni di euro, con 32 set attivi soltanto in queste settimane in Italia. Quindi penso che siano numeri importanti e quindi, ecco, mentre l'opposizione si dedica alle solite polemiche, il sottosegretario Borgonzoni dimostra con i fatti di tutelare le risorse pubbliche del settore cinematografico con delle azioni concrete. Nel periodo dal 13 giugno al 24 agosto, stando alle rilevazioni di Cinetel, grazie al progetto Cinema Revolution, il cinema italiano ed europeo ha totalizzato 1.300.000 euro di presenze, con un 6,2% rispetto al 2024 e un più 17,8% sul 2023. Ciò significa che il 20,4%, abbiamo un 20,4% in più nel triennio rispetto al triennio 2017-2019. Quindi ecco, diciamo, questi sono fatti, come anche i 66 milioni di euro di tax credit che sono stati recuperati. Questo è un risultato importante che dimostra l'efficacia dell'azione di vigilanza che è stata messa in campo, ed è proprio nel solco di queste azioni che intendiamo continuare ad operare per innovare gli strumenti di incentivazione e ottimizzare i risultati, garantendo trasparenza e meritocrazia. Quindi con questa mozione il Governo poi si impegna anche a valutare l'opportunità di innalzare il massimale di credito d'imposta per ogni singola impresa, proprio perché vogliamo supportare la competitività delle imprese italiane nel mercato internazionale. Quindi penso che è una mozione che sta andando verso una direzione di grande attenzione verso questo settore, e mi voglio complimentare anch'io sull'amministrazione, sulla nuova amministrazione che si è insediata con questo governo a Cinecittà, perché già ci sono risultati incoraggianti, risultati positivi. Ecco, Cinecittà sta ritornando ad essere il principale hub europeo per la produzione audiovisiva, con infrastrutture all'avanguardia, con una capacità produttiva che non ha eguali al di fuori del nostro continente. Quindi ecco, questo un'altra azione che vogliamo, di cui insomma siamo orgogliosi, è che questo governo sta favorendo anche le proposte volte a incentivare la formazione delle giovani generazioni e favorire l'inclusione sociale attraverso la cultura cinematografica e garantendo un ampio accesso alle opere cinematografiche, soprattutto nelle aree più difficili e più disagiate. In conclusione, come Lega ovviamente spingiamo affinché la proposta a noi molto cara possa vedere presto la luce, cioè l'istituzione di una banca dati unica audiovisiva degli artisti, interpreti o esecutori, e una banca dati unica dei fotogrammi, al fine di agevolare la corretta identificazione di coloro cui spettano i diritti connessi ai diritti d'autore. Ecco, concludo, Presidente, dicendo che con questa mozione si offrono finalmente risposte concrete e prospettive di sviluppo all'industria culturale italiana, valorizzando la nostra identità, rafforzando il ruolo dell'Italia nel panorama internazionale, e di questo ne siamo orgogliosi. Quindi per queste ragioni il voto della Lega sarà favorevole. Grazie. Qui Parlamento.
Ehi tu, non trovi più il segnale di Radio Libertà sulla tua radio DAB? Non disperarti, risintonizza! Sì, ma come? È facile, tasto menu, poi scegli il tasto corrispondente alla ricerca automatica dei canali, attendi qualche minuto e tutte le stazioni DAB della tua zona saranno disponibili. Sei tu la mia stella del mattino, sei tu il cielo per il mio sorriso, sei tu la bellezza dei miei giorni, sei tu la gioia del mio canto. Sei quel cuore che batte dentro di me, sei il motivo del mio esistere, sei la gioia che ho quando ti percepisco, sei il figlio che ha dato la vita per me, sei lo spirito che mi fa vivere, sei il padre che ha creato l'amore. Sei tu il respiro dei miei sogni, sei tu l'alba della mia speranza, sei tu luce per il mio destino, sei tu il sole per chi amo. Sei quel cuore che batte dentro di me, sei il motivo del mio esistere, sei la gioia che ho quando ti percepisco, sei il figlio che ha dato la vita per me, sei lo spirito che mi fa vivere, sei il padre che ha creato l'amore, sei la mia unica certezza, sei tutto quello che mi resta, sei chi mi conduce alla salvezza, tu sei tutto per me, tutto quello che ho. Sei quel cuore che batte dentro di me, sei il motivo del mio esistere, sei la gioia che ho quando ti percepisco, sei il figlio che ha dato la vita per me, sei lo spirito che mi fa vivere, sei il padre che ha creato l'amore. Sei il figlio che ha dato la vita per me, sei lo spirito che mi fa vivere, sei il padre che ha creato l'amore. Penso che sia una cosa bellissima ogni tanto dire una preghiera in musica, e ogni giovedì alle 9, qualcuno di voi l'ha capito, Semivarine trasmette un pezzo di Christian Music, di musica cristiana. Sono artisti quasi sempre sconosciutissimi, ogni tanto c'è anche qualche frate e qualche persona più conosciuta all'interno comunque delle conoscenze ecclesiastiche. Lui sicuramente lo è, si chiama Marco Tanduo, è un cantautore che gira un po' in tutta Italia a cantare e a ispirarsi al Signore. Sei tu, si intitola questo pezzo. Sabato scorso Marco Tanduo era al Festival di musica cristiana Il Mondo Canta Maria, un brano, questo, Sei tu, dedicato alla Santissima Trinità, e penso che sia una reazione bellissima
a trasmettere almeno una volta alla settimana un pezzo di musica cristiana, con il periodo che stiamo vivendo dove pare che i cristiani siano soltanto perseguitati, per il resto non esistono. La buona notizia è arrivata nella notte: Trump ha annunciato l'accordo per Gaza, festa tra i palestinesi, c'è la foto su Repubblica, ostaggi liberi e ritiro quasi totale dell'IDF dalla striscia. Forse qualcosa si muove anche grazie alle nostre, alle vostre preghiere. Poi magari se non ci fosse stata questa reazione di Israele saremmo stati tutti più contenti, ma come fai? Cauzioni, vigilanza, lo mette in risalto il sito di Repubblica anche nel cartaceo, la tenaglia del governo contro i cortei violenti. Piantedosi annuncia provvedimenti, e questa notizia c'è su moltissimi quotidiani oggi in edicola. Ritorno però sul Corriere, perché tra le notizie che troverete nei giornali e anche ancora nei telegiornali, perché ha fatto specie, locali, appalti e coca, gli amici di Diabolique adesso puntavano su Cortina d'Ampezzo, virgolettato, usiamo le pistole. I due fratelli ultralaziali in cella, i PM dicono metodo mafioso, volevano gli appalti di Cortina. Fu violentata da 7 ragazzi, ero consenziente, un colpo di scena che potrebbe riaprire il caso della 19enne palermitana che 2 anni fa denunciò di essere stata stuprata da 7 ragazzi, uno dei quali minorenne, in un cantiere abbandonato a Palermo. Arriva da una registrazione questa verità fuori onda all'autore di un podcast locale. Questa giovane avrebbe raccontato al telefono di essere stata consenziente, un dietrofront tutto da capire che potrebbe essere utilizzato dai legali degli accusati condannati a pene pesantissime, 6 con sentenze definitive. Tra le notizie quest'oggi sul quotidiano Il Corriere, ve lo dicevo, l'addio a Sottocorona, il meteorologo garbato, pagina 21, l'uomo delle previsioni del tempo sulla 7, aveva solo 77 anni, i colleghi mancherai a tutti, il saluto di Mentana sui social, mezza pagina oggi, il Corriere è quello che riserva più spazio all'addio al meteorologo Sottocorona. Poi Venezi, il passo degli orchestrali, un giorno di sciopero alla Fenice, la protesta contro la nomina della direttrice Venezi che non ha la tessera del PD. Brugnaro, colpito il pubblico. Solo un riquadretto, devo dire, stranamente anche su altri quotidiani non è facile trovare questa notizia in risalto. Follia a Pavia, poi ha molestato una poliziotta, si infila in casa e violenta una 19enne. Sono rimasto senza latte, mi fai entrare? La richiesta apparentemente innocua di un vicino e poi l'incubo. Ma voi li aprireste a un vicino? Quale vicino che è rimasto senza latte? E la cosa, di solito è il sale che manca in questi casi, ma il latte, cioè adesso non c'è più da fidarsi neanche di questa innocua richiesta. Dipende chi te la fa. Sammy, non tirar fuori il tuo lato razzista. Il latte comunque era solo un pretesto. Una volta all'interno dell'abitazione, l'uomo, 29 anni, italiano di origini colombiane, ha bloccato e violentato una giovane studentessa universitaria 19enne sola in casa. È accaduto a Pavia, in un quartiere tranquillo. In un quartiere tranquillo, capite? Cioè, e in quelli meno tranquilli, l'aggressore, descritto come insospettabile, è stato arrestato poco dopo. Insospettabile. Davanti al GIP ha ammesso le proprie responsabilità. La ragazza soccorsa a San Matteo è in forte stato di shock, ma ha permesso di identificarlo. In tribunale l'uomo è stato accusato di doppia violenza sessuale, ma signori, non è finita. Un'altra denuncia è arrivata da una poliziotta che ha raccontato di essere stata molestata mentre gli eseguiva il tampone dopo l'arresto. Mi fermo, certamente, però ti viene da vomitare un pochettino, lo so. E il Fatto Quotidiano in centropagina mette appunto l'allarme di Piantedosi, proteste legittime, attenti ai toni.
il ministro si smarca, così la mette il Fatto Quotidiano, se c'è una regia lo stabilirà la magistratura. Fratelli d'Italia e la Lega irritati, a Palazzo Chigi si vorrebbe che puntasse sulle versioni Serra, dialogo o anni 70, il titolo controcorrente oggi, perché vedete che sugli altri quotidiani quello che ha detto e ha fatto capire Piantedosi è un'altra cosa, mentre il Giornale oggi apre con le tasse. Ecco cosa cambia. Ci sono buone notizie anche sul fronte tasse. Chiaramente i giornali di sinistra sono ancora lì con il sorrisetto e non lo dicono, ma quelli di destra per fortuna sì. Cartelle, fisco, INPS, si punta su crescita e natalità. È chiaro, la Caritas è arrabbiata, dice questi danno soldi solo a chi fa figli, perché so 4 gatti si risparmia, dirò io, si scherza. Intesa nel centrodestra, Veneto alla Lega, Lombardia verso Fratelli d'Italia, nel senso che facciamo il verso a Fratelli d'Italia. IRPEF, pensioni, sanità, banche, ma anche cartelle, 13esime, buoni pasto. È iniziato il tour della manovra attesa in Consiglio dei Ministri lunedì 13 ottobre, lunedì prossimo. Il ministro dell'economia Giorgetti semina calma. Stabilità e credibilità riconosciute al nostro paese derivano da una pianificazione sostenibile e prudente. Giorgetti sarà il prossimo presidente della Repubblica. Questa è una nota di Sammy Varin, che non c'è scritto da nessuna o quasi parte. Odio contro il ministro Bernini. Abbraccia i palestinesi, viene insultata dai Propal. Sappiatelo. Monito sulla festività. Francesco e Caterina, guerra santa di Mattarella. La guerra santa di Mattarella. Santa polenta. Appunto. E Luigi Mascheroni titola il suo Giù la maschera Tutti santi. Dai, non resisto, lo leggo. L'Italia è un paese che vive di continui miracoli e gli italiani, un popolo di poeti che nessuno legge, di artisti che tutti vorrebbero essere, di eroi nostro malgrado, di navigatori e ultimamente di flottilleros e di santi. Gli italiani, gente pratica con una sana inclinazione alle raccomandazioni, poche cose adorano più dei santi, una repubblica del Sanctorum Rosarium. Siamo così devoti ai santi che non ce ne basta uno al giorno, ne vorremmo 2. E infatti ieri è successo che il presidente Mattarella ha promulgato la legge sulla festa nazionale di San Francesco, e questo è bene, ora pro eo, ma rilevando alcuni aspetti critici. Si è scoperto infatti che il 4 ottobre è già la festa di Santa Caterina da Siena, ora per ea. Non ci permettiamo di entrare nelle decisioni di Mattarella, scherza coi santi ma lascia stare i grandi. Però, oltre che auspicare una parità di genere anche per le feste nazionali, tanti santi, tante sante, santi tutti, umilmente proponiamo, accanto a quello religioso, un calendario laico bipartisan, orate pro nobis, e anche qualche spigola. Qualche esempio: Santa Francesca Damas, protettrice delle organizzazioni militari; Sant'Ilaria di Salis, protettrice della casa occupata, e poteva andarci più pesante giù, ma le querele arrivano; Samaoro, Aoro, protettore del lusso su Maoro; Santo Stefano Massini martire; San Maurizio, patrono dei non lavoratori; Salvini apostolo, protettore dell'Italia. Salvini apostolo dell'Italia del Nord, dopo il punto e virgola. Sant'Elena Etelschlein, invocata contro le malattie della lingua. E Santa Giorgia, patrona, patria e famiglia. Pregate per noi, ne abbiamo bisogno. Questo il Giù la maschera di Luigi Mascheroni oggi sul quotidiano Il Giornale, che dedica molto spazio alla manovra. È chiaro, sarà ufficiale nei prossimi giorni, però già si sa. Giorgetti alle banche, dovete contribuire anche voi. Obiettivo sgravi sulla casa al 50%. Ok al DDL semplificazioni, l'Italia sarà più digitale, ma soprattutto a pagina 3 del quotidiano Il Giornale, cartelle, fisco e INPS, così la finanziaria prova a rilanciare crescita
e natalità. L'analisi di Felice Manti, risorse ai congedi parentali facoltativi e una rottamazione quinques fino a 9 anni con mini rate da 50 euro. Come cambia l'età pensionabile dal 2027? C'è il taglio IRPEF al 33% fino a 50.000 euro. Forza Italia spinge su quota 60.000, più risorse alla sanità, Lega in pressing, lo ricordiamo, per la rottamazione quinques per chi non è riuscito a pagare le tasse ma le ha denunciate. Giro pagina ancora sul Giornale, romanzo regionali, intesa centrodestra, Veneto alla Lega e solo tra parentesi Lombardia verso Fratelli d'Italia. In Campania Cirielli, in Puglia il civico Lo Buono, dopo il Doge correrà Stefani. Nota di Salvini concordata con la Meloni. Nel 2028, dopo Fontana, un candidato del partito con più peso elettorale. Punto. Zaia sarà capolista del Carroccio. Paginone quest'oggi sul quotidiano Il Giornale con Adalberto Signore. Mancano ormai 15 giorni esatti alla presentazione di candidati e liste per il mini election day che il 23 e 24 novembre vedrà il voto Campania, Puglia e Veneto. Eppure la giornata di ieri vede la maggioranza impegnata a trattare su nomi, contropartite e persino sfumature fino all'ultimo, a testimonianza che la quadra è complessa e che la partita è più grande di quello che sembra. Coinvolge certamente la Lombardia, che però andrà al voto solo nel 2028, 3 anni che in politica sono un'era geologica, e probabilmente anche la riforma della legge elettorale, un dossier su cui Fratelli d'Italia, Forza Italia e Lega hanno priorità diverse. E poi ci sono le liste, le tensioni, le incomprensioni locali, come i tentativi di strapparsi consiglieri uscenti tra partiti che a Roma sono alleati. Insomma, un mix non facile, quello tra Palazzo Chigi e il territorio. Se volete approfondire, oggi a pagina 4 del quotidiano Il Giornale, che si occupa anche della sinistra. E non è l'unico a ricordare questa cosa, Questa albanese sta facendo discutere molto, non solo a destra. E Francesco Giubilei a pagina 6 scrive infatti: la sinistra molla albanese, faziosa e ossessionata. Si moltiplicano le prese di distanze dalla leader pro-Pal e il figlio di Liliana Segre dice è fissata con mia madre. Doveva essere la nuova icona della sinistra, è finita per diventare radioattiva, più che radio radioattiva, con una corsa a prendere le distanze dalle sue dichiarazioni e lo stop alla concessione di nuove cittadinanze onorarie. La stella di Francesca, che anche sta roba che gli danno tutti la cittadinanza onoraria, La stella di Francesca Albanese si è già eclissata dopo le sue ultime uscite pubbliche giudicate irricevibili dalla stessa sinistra che solo pochi giorni fa la idolatrava. Alla Fenice, sciopero per la prima contro la Venezia. E anche qui, ragazzi, siamo alla vergogna. Sto girando di nuovo pagina. A pagina 9 del quotidiano Il Giornale c'è Mattarella che apre la guerra dei santi. Il Colle firma la festa nazionale di San Francesco ma chiede correzioni su Santa Caterina. E l'intervista con Giordano Bruno Guerri, quei due colossi per la Chiesa indispensabili per tutti i pontefici. Lo storico: simili, ma è sbagliato festeggiarli insieme. Oggi sul quotidiano Il Giornale Stefano Zurlo intervista Giordano Bruno Guerri. Pagina 16. Questa vi mancava: le follie di Bruxelles, 3,6 miliardi, sì, ma per i gay. Il piano dell'Europa contro l'omofobia, mentre auto, agricoltura, Made in Italy sono in crisi. Secondo il commissario UE per la parità, la discriminazione ci fa perdere 89 milioni di PIL. Torna il rischio gender nelle scuole. Felice Manti se ne occupa, pagina 16 del quotidiano Il Giornale.
Ah, che bello questo, proprio bello. E poi anche qui, come li chiamiamo adesso, non si sa, stop a burger vegani e bistecche di seitan, nel senso che non si chiamano più così, senza carne non si possono chiamare così, e come cavolo la chiamo? L'Europarlamento approva il divieto a definizioni ambigue degli alimenti. Fatta chiarezza? No, caccia alle streghe, signori, se ne parla sul quotidiano Il Giornale, ma un po' da tutte le parti, cioè capisci, campioni di burocrazia. Anche a pagina 27 del quotidiano Il Giornale, morto sotto corona, meteorologo Garbato, cordoglio di Mentana e di La Sette. Il meteorologo fiorentino spiegava con eleganza e con toni mai eccessivi il cambiamento climatico. Sembra incredibile, ma fai notizie anche per questo, un tono garbato. E chi più ce l'ha? Il Tempo, a proposito di tono garbato, ma a volte bisogna urlare e bisogna anche essere potenti per essere ascoltati, è una vergogna, ma è così. Il solito film della sinistra? Questo film si intitola Le fatue ignoranti. Chiediamo scusa a Ferzan Ozpetek, ci mancava solo la flotilla turca e la rissa in aula filo Hamas. E da Bologna a Roma i Propal occupano università e piazze, il ministro Bernini contestata a Siena. Piantedosi che dice cresce l'allarme antisemitismo. Tommaso Cerno, il suo editoriale si intitola Il grande fratello musulmano. In prima pagina sul Tempo, naturalmente la sfida delle regionali, Cirielli in Campania, Veneto alla Lega, patto Meloni-Salvini sulla Lombardia. Vediamo un po' all'interno cosa Semivarin vi segnala. Beh, queste due pagine sono bellissime, le fatue ignoranti, il solito film della sinistra, e soprattutto torna l'incubo flotilla, manifestazioni Propal per le navi bloccate paralizzano l'Italia, piazza in fermento per i 9 italiani bloccati da Israele. Tajani rassicura, ambasciata e consolato al lavoro, ma adesso diranno che è merito loro, se è arrivato il piano di pace ufficiale. Migranti senza controllo. Ora serve una stretta, capito che a pagina 5 la dice giusta il quotidiano Il Tempo, centri saturi, dove ci sono, perché in Toscana possono girare tranquillamente per tutta la Toscana, niente centri, niente CPR, poverini. Chiaro che se votate ancora PD, l'assassino l'avrete sotto casa. Centri saturi, pratiche d'asilo interminabili, irreperibilità, contro il caos, accordi bilaterali e rimpatri più facili. Roberto Arditi ne parla, pagina 5 del quotidiano Il Tempo, gli ultimi 2 casi a Rieti, a Sondrio, con 2 donne picchiate, violentate, derubate da altrettanti richiedenti asilo. E il giornale, il Tempo è uno dei pochi che te lo mette paro paro, capito? Te lo mette paro paro. Ecco la verità sul voto che ha salvato Ilaria Salis. In aula 335 eurodeputati di centrodestra, 265 di centrosinistra. L'esponente di AVS ora chiede di essere processata in Italia. Anche qua, Strasburgo, addio al veggie burger, e il PD de no altri si divide anche sulla salsiccia. Maggioranza netta per il no ai vegetali travestiti da carne, è di moda travestirsi, Solo Damiano ha ricominciato a vestirsi da uomo, l'avete visto al concerto al Forum l'altro giorno, urca cane, Coldiretti esulta, passo importante per gli agricoltori sicuramente, ma quelli dei ristoranti sono incazzati neri, perché qui ogni settimana bisogna cambiare il menù. Cirielli, Stefani, Lo Buono, i nomi del centrodestra. Pagina 10 del quotidiano Il Tempo, in campagna l'ufficiale investitura del viceministro degli esteri. Il vicesegretario della Lega correrà in Veneto, lui dice un onore. Via libera al presidente della Fiera del Levante per sfidare De Caro. Paginone anche sul quotidiano Il Tempo. Mentre il campo largo è in agonia e Conte già si sfila. Dopo la clamorosa debacle nelle Marche e in Calabria, il leader dei grillini ha scelto il profilo basso.
Sono sicuri di perdere anche lì? Sarà più difficile, però ragazzi qualcosa si muove. Da eroina a fardello scomodo, denuncia Il Tempo. Vestire i panni dei Propal fa perdere le elezioni. Firenze scarica Albanese. E basta con ste cittadinanze onorarie, ragazzi. Ma cos'è? Deus ex machina? Dopo che Ricci e Tridico, e mo te lo dico, si sono bruciati alle elezioni, annullata la cerimonia per la cittadinanza onoraria anche di Firenze, se le mette in tasca tutte, no? Giro pagina. E giustamente Il Tempo lo ricorda. Si parla di finanziaria, ci sono un fracco di belle, ma dico davvero seriamente belle notizie per tutte le tasche. Pagina 14 del Tempo, Landini ci riprova con la patrimoniale. E voglio capire se il PD abbraccerà questa cosa di Landini. Il socialismo reale non muore mai e il sindacato rosso vuole il ritorno alla Fornero. Nel menù CGIL il prelievo dell'1,3% sui patrimoni sopra i 2 milioni. Così il quotidiano Il Tempo è bello ricco, direi, cavolo, niente male. Una segnalazione, fammi vedere dov'è che dovevo andare. Ah sì, questo è divertente. Matteo Vincenzoni sul paginone di Roma del Tempo. Roma o Rome, scritto Rome ma si pronuncia Rom, il censimento Rom e la crisi d'identità dei romani scozzesi. Sei Roma o de Roma? In inglese la parola Rom, che indica l'etnia zigana per eccellenza, si scrive Roma, mentre Rome, con la E, sta per la capitale d'Italia. Un inedito censimento scozzese ha scatenato una crisi d'identità negli italiani nati a Roma, ma residenti ormai da anni in Scozia. Inedito perché per la prima volta è stato chiesto ai cittadini di definire anche la propria appartenenza etnica. Qua mi fermo, ma pensate per un attimo se l'avessimo fatto in Italia, mamma signor, ci avevo provato a censire i campi rom, ragazzi, ci sono saltati addosso, razzisti, vergogna. Sì, sto per andarmene, ragazzi, vi chiedo scusa, oggi non ce l'ho fatta veramente con il telefono, riprendiamo naturalmente alle 11, anche La Stampa ha messo in prima pagina l'accordo fatto per Gaza, Israele ritira le truppe e siamo contentissimi, avremo modo di recuperare queste bellissime notizie più tardi. Libero, anche Libero non mette in prima pagina l'accordo sul taglio delle tasse. Arriva il taglio di tasse, ma la sinistra si ribella. Il titolo di Libero: ossigeno e follia. Landini pronto alla lotta per fermare il piano del governo per alleggerire il carico fiscale sul ceto medio. Non serve, meglio una patrimoniale, scrive Libero. Una roba che uno, guardalo qua, Landini pronto alla guerra contro il taglio delle tasse, meglio la patrimoniale. Ci fermiamo, certamente. Sammy Varin vi ringrazia per il gentile ascolto, grazie a Simone 1, Simone 2 in regia, tra poco l'editoriale del nostro direttore Sallusti, poi Giulio Cainarca e poi Sammy Varin ritorna per voi alle ore 11.